Sempre lo solito sciulato. Ma che culo è culo? A Fonchi tu già da sapei, Foncarolo ci se nasce. Che tu guarda che sorte cappelle nere come la pece, ma qui sono di cerro. Io ce l'ho DNA a forma di nocchio, mica a doppia elica. Per esempio, voi non ci crederete, ma stavo a verificare. Quanto mi sono giocato io a legarmi gli scarponi? Lo trovate tutti, non faccio esagerazioni, in mezzo metro quadrato di macchia. E che stavano uno sopra l'altro? Se dovessi dire, ste tavolinate piene di funghi mi fanno un cazzà e basta. Ma solo io lo rispetto, lo limite degli 3 kg al giorno. E lo rispetti sì, non te lo trovi manco se ti spattano sullo muccio. Ma voglio dire, ma mica tu poi affonchi con la pelancia. Chilo più, chilo meno, va a guardare. Io voglio proprio vedere quanti so quelli che lassano i fonchi perché ne hanno trovati troppi. Dammi retta a me. O li cogli tu, o che un altro li cogli al posto tuo. Ma se te lo va di proprio tutta, fra, a me mi piace solo di mangiare. Comodo, con i piedi sotto al tavolino, e lì a cerca poca roba. E comunque ci servono più controlli. Vabbè che tu fa come te pare, ma poi se te fermano, che le dici? Pieme la targa. Ma sì che ti invidio, che poi l'altra mattina ci sono stato era tutto secco, pareva lo deserto del Sahara. Ti si asciuttava la lingua solo a guardare in terra. Regola numero 1. Non tu dati mai a nessuno dove tu va a fonchi. Regola numero 2. Non tu dati mai lo costaro dove tu va a fonchi. Regola numero 3. Non basta entrare in tutta la macchia per trovare i fonchi. Tu da conoscere lo costaro. Eppure se lo conosci, tu da sapere i segnali del nerbale. Voglio dire, ma almeno una volta porta invece no. Guarda che te vedo che aspetti quando scappo con la macchina e tu mi fai le poste. Ma ce l'avessi mai capito una volta tu va. Te perdo sempre il venuto. Regola numero 4. 2 sono i segreti che tutta da porta dentro la tomba. Le corna che tu hai fatto a Moiata e i costari dei fonchi. Mamma, vedi una vita che ci conoscevo. Non tu lo puoi fare uno strappo che porta. Che dici? Te posso venire a piare alle 10? Alle 10? E alle 10 chiama ricoglia gli scarcapignati? E che sono i scarcapignati? Sono i ciclamini da toccio. Ma come facete a fonchi se non conoscete la botanica? Allora facciamo un po' prima. Vedi un po'. Quinta e ultima regola. O arrivi 2 giorni prima dell'altri, o tocca che te svegli prima dell'altri. Perché i fonchi sono vergognosi e con la confusione non nascono. Ci dai zitto zitto. Che paraculo è! Apposta non ti trovavo mai. Ma mo basta, se no manco nuovi la troviamo più. Che dici, sarà il caso di metterci il GPS per non perdere sei? Oggi? Ma volete casuppo dove? Ma io conosco il monte come le saccocce mie. Le do un senato io agli segnali, quali erano i posti meglio per a dormire. Allora stiamo vicini allo strato per non perdersi. Ma quale strato? Dove stiamo andando noi non c'è bisogno di strade. Ma non siamo arrivati, Ma sei pazzo? E quel 60% di pendenza? Mi cocegni bene. Mi ci sono rizzata alle 4 stamattina per sta sorte mazzatura. Ancora no, ma ci siamo quasi. Pazienta e la fatica verrà ricompensata. Oh! Ho trovato un uovo! Lascialo perda, tutte sto a portato ne troverà una spasa. Tanto dopo non sapremo manco dove metterli. Ma siamo sicuri, amo bene.
Perché qui mi pare lo fonco di prima. Te pare, ma non è. Lascialo perdere che siamo quasi arrivati. Che ti hai visto? Giravo caporale con il sergente, per caso? No, perché? Ah, meno male. No, è che stavamo a fare le esercitazioni di orientamento, no? E mi sono perso. Visto e considerato che è la quarta volta che vi vedo di passare qui, voi non è che state messi meglio, mi sa. Ma ce l'ha con noi? Ma per chi ci ha preso? Veramente vestiti come ticca, io sotto ne ho visti una ventina prima che camminavano strada a strada. A momenti che ci accammo tutti. Ma come mi sto a fanculo così per arrivare in caserma? Con busta e carta topografica e quelli passano dalla strada? E che so, più stupido io? Scusate, Burpetta sparati, se c'ha 3 mesi, per te sto giorni e per te sono mesi. Buono, stavolta accesimo. Meno male. Mi pensavo che mi stavi a pià per culo. Preparalo capagnolo, che sto postaro qui non lo conosce nessuno. Muovete un po'. A me sto cellulare manco quando stiamo in mezzo alla natura. Ma tu ne dici niente? Ma che invece porterai a fare sti posti? Oh, ferma, Ma che vorresti tu? No, non te muova che stamattina litigamo, Io quello lì l'ho visto da 70 metri, l'ho visto. Guarda che conta che chi lo piace su per primo, no chi lo vede per primo. Sì, ma che avremo a sta a fare, a curse. E chi lo mette per primo del suo cavagliano? E pare la festa dello paese. Regola numero 6, mai te morda, c'è sempre una soluzione. Pia i capagnoli dentro la macchina, via. I capagnoli. E mica ce li i capagnoli. E poi mi credo che li piavi tu. Dentro la macchina non c'ho manco le buste. E vabbè, se facciamo prestare i capagnoli da Narita, via. Sì, amo. Ciao Fra! Guarda, siamo stati a Fonchi stamattina. Il solito? Eh sì, io invece due capagnoli dei fonchi porcini. Ah, ce l'avevo freschi freschi nostrani. Sentite da, che profumo. Anco sanno del Vasco. Mi raccomando non ne metta più di 3 kg, se non so quante ce ne dicono. Da quando hanno messo sta legge, mi sono diminuite pure le vendite. Comunque va bene, mo ve li preparo. Intanto, se volete il de là, ho preparato i tavolini, possibile potete fare i selfie da mettere su Facebook, Allora, 5 euro con i porcini, una foto e 3 euro con l'ovuli. Sì. Ci facciamo lo selfie, li facciamo morire di invidia. Grazie, Fra, che bello postaro che tu mi hai imparato. Ma mi dico sempre chi ha buon E finalmente da oggi pure tu ci potrai dire di essere un grande foncaroli. Perché come dice lo proverbio, fate il buon nome e colghete! Vai.